Isola Memmia chiusa nel fine settimana dalle 14 alle 22. L'accesso al punto centrale di Prato della Valle sarà interdetto sabato e domenica, 2 giorni in cui si verificano spesso assembramenti e soprattutto di giovani. Il provvedimento è stato deciso al termine di un lungo comitato dell'Ordine della Sicurezza Pubblico che si è svolto giovedì pomeriggio in prefettura alla presenza di prefetto, questore, comandante dei Carabinieri e sindaco di Padova. Sarà chiusa Isola Memmia, non è sotto l'articolo 50, per cui sotto l'aspetto sanitario non dobbiamo mollare mai, perché finché non siamo tutti vaccinati e ci vorrà molto tempo non possiamo mollare, è un aspetto molto importante. Io capisco i ragazzi che vogliono stare assieme, bere la birra, tutto quanto bene, ragazzi, però l'aspetto sanitario è superiore a ogni altra discussione. La riunione ha confermato anche le misure anti-assembramento attuate già negli ultimi 2 fine settimana, come il senso unico pedonale lungo l'asse Corso Umberto via Roma, la zona centrale dove si concentra la folla di persone che nel fine settimana frequenta la città. La decisione di rinnovare le misure e di aggiungere il divieto di entrare nell'isola Memmia sono state decise dopo la valutazione dell'incremento di contagi registrato nella provincia di Padova, città purtroppo maglia nera per il numero di nuovi positivi che si registrano quotidianamente. Inoltre proprio l'isola Memmia la scorsa domenica è stata teatro di una zuffa tra minorenni sedata solo dall'intervento della polizia. I padovani capiscono, non è finito il virus, circola ancora e circola molto.